Buongiorno a tutti, mi trovo in un parco cittadino per raccontarvi come Rovigo possa diventare città della cultura ambientale. È notizia di questi giorni la relazione dell'ARPAV che individua anche nel fiume Po la presenza di inquinamento da FAS. Ma in questi anni Rovigo è stata oggetto di varie speculazioni in campo ambientale. Pensiamo ai rifiuti interrati al di sotto delle arterie stradali, oppure allo smaltimento di fanghi o rifiuti speciali in modo abusivo. Rovigo, come città capoluogo, deve farsi carico di questi problemi e aderire alla rete dei comuni rifiuti zero. Lo sviluppo di una cultura della tutela ambientale migliora in modo significativo la qualità della vita di ogni singolo cittadino ed è un mezzo per lo sviluppo economico legato alle idee e alle tecnologie dell'economia circolare e delle energie rinnovabili. Ma che cosa significa essere una città che promuove la cultura ambientale? Vuol dire coordinare vari aspetti che sono la mobilità, la scuola, il sociale, la cultura e l'economia. L'aspetto della mobilità significa una pianificazione integrata tra traffico e spostamenti che riduca l'utilizzo dei mezzi privati e contribuisca a migliorare la qualità dell'aria. In questo quadro si inserisce la creazione di una cintura verde attorno alla città e al centro abitato e il rafforzamento del collegamento con le frazioni, che può avvenire anche attraverso percorsi ciclabili ed un servizio di bike sharing. L'aspetto scolastico richiede il coinvolgimento delle nuove generazioni, per le quali la ricchezza non deve essere rappresentata solamente dal PIL, ma dalle risorse energetiche ed ambientali, in un nuovo rapporto tra uomo e ambiente. L'aspetto sociale è inteso come attenzione verso tutto ciò che è un bene comune e quindi del quale tutti possiamo usufruire. L'aspetto culturale come piattaforma per la crescita di un nuovo approccio verso la terra che ci ospita. Infine, l'aspetto economico, per il rilancio occupazionale di attività di recupero ambientale e per la valorizzazione del territorio agricolo e del turismo sostenibile. Sia il CUR, il Centro Universitario Rodigino, che un nuovo ITS, cioè Istituto Tecnico Superiore Post Diploma, potrebbero sviluppare questi settori e far rimanere nel territorio molti giovani che oggi sono costretti ad andarsene per cercare un'occupazione. Vi invito quindi ad andare a votare il 26 di maggio, ad esprimere la vostra preferenza in mio favore facendo una croce sulla lista forum dei cittadini di Rovigo e scrivendo Trombetta, il mio nome. Mentre per le elezioni del Parlamento europeo vi invito a votare per Più Europa, che in campo ambientale sostiene gli stessi valori che vi ho elencato. Vi ringrazio, a presto, ciao!